Peugos sempre non s'arret, scema passeggiar, no gel, uguale a un altro gel, o tempo se ne va, alla piazza del Camon. Solo sai chi c'è, Michelin, che percendelir, bella canto tu. Questa che è la questa che è paura alla piazza del Camon, solo sai chi c'è, Michelin, che percendelir, bella canto tu. Stai da retta agli altri non ti muovo più, dice Antonio. E dice che lui subito se ne vuole andare a Roma. Ma quando la sveglia ha suonato la mattina alle 6 che doveva andare a Bari per spostare l'iscrizione all'università, lui si è voltato dall'altra parte. Ha rimandato domani, poi domani e intanto continua a raccontare di Roma, delle donne, quella con la catena d'oro intorno alla vita, quella con la parrucca, gli occhiali brillanti, la bionda che beveva, la Bruno che lo voleva lanciare nel cinema. Le favole, parla. Tanto che non partirà più, tutti l'hanno capito. Eppure lui. Perché, e ci usava. Può essere che a Antonio gli manca qualche cosa, o forse ci manca a tutti noi. E è per questo che la vita nostra passa e facciamo così poco. Così poco. Oppure può essere che siamo quelli che la razza, il clima, il luogo, la storia hanno voluto che fossimo, come dice quel grand'uomo del sud. Bah. Antonio continua a parlare di Roma, Francesco continua a parlare della cooperativa. E Roma e la cooperativa sono diventati solo un argomento per chiacchierare. Perché qua si chiacchiera tanto. Si chiacchiera. Si chiacchiera. Ecco qua.